Sciopero è l'ennesimo, grido d'allarme che fa la categoria contro il mondo petrolifero e contro il governo per le mancate promesse fatte ormai da 20 anni. E pertanto si auspica che questo sia il momento veramente del cambiamento, come promesso da tanto tempo da parte del governo e da parte delle compagnie petrolifere. Serrata di 2 giorni per i benzinai italiani, impianti chiusi, il 6 e 7 novembre per protestare contro il governo, reo, a dire delle organizzazioni di categoria, di considerare i gestori come limoni da spremere. Da Padova partiranno una cinquantina di benzinai alla volta di Roma, dove andrà in scena una manifestazione nazionale. Distributori chiusi, quindi, non tutti però, per colpa della frammentazione dei marchi, ci dice Rosina, e delle cosiddette pompe bianche, che storicamente sono più restie ad aderire agli scioperi. Il gestore, quando aumenta la benzina, è vittima come l'utente. Assolutamente il margine del gestore è un margine fisso del 2% e quando aumenta la benzina lui ha una maggiore esposizione economica quando andrà a acquistare di nuovo la benzina. Pertanto il gestore, sotto certi punti di vista, è vittima come l'utente su questa situazione drammatica che attualmente sta attraversando la categoria.